G. Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 177. Per tutti, mamma! Filippo! Possibile che non si riesca a riparare la quiz machine anti-spot? Era divertente! Adesso non possiamo farci niente. Il capo ci aspetta e se non arriviamo succedono guai. Io lo so chi potrebbe ripararla con una piccola magia! Chi? Il mago Katapik! Quello esiste solo nei tuoi sogni. Non è vero! Ma se nessuno l'ha mai visto. Io sì! E dove? In sogno! Ma era vero! Beh, adesso andiamo. Ehi, voi due, Dice a noi? cosa fate con quella macchinetta infernale? Niente, abbiamo fatto una partita e abbiamo vinto. Vinto cosa? Un film senza spot! Senza cosa? Niente. Bene, ma state lontano da quel coso. Coso sarà lei. Non ti permetto di rivolgerti a me con quel tono. E tu non darmi del tu, altrimenti ti faccio vedere di cosa sono capace. Stiamo a vedere di che cosa sei capace. Ecco, guarda. Pagine 178-179. E allora la macchina ha cominciato a mandare un sacco di sigle sbagliate! È successo il finimondo. E poi cosa avete fatto? Abbiamo dovuto aiutare Max Spot a risistemare le sigle musicali con le immagini a cui si riferiscono. È stato un lavoro difficile. Senza l'aiuto di Cirillo, MacSpot sarebbe ancora lì a litigare con la macchina. Spiegatemi bene cosa avete fatto. C'erano 5 spot, ma con le musiche sbagliate. Bisognava rimetterle tutte a posto. Filippo! Mi è venuta un'idea! Perché non fai 5 disegni che illustrano varie situazioni? Poi facciamo sentire 5 musiche e i miei amici metteranno tutto in ordine, come abbiamo fatto noi. Ottima idea, Cirillo. Ecco i 5 disegni alle pagine 178 e 179. Ora vi faremo sentire 5 motivi e voi li abbinerete alle situazioni illustrate. Quando avrete capito a che cosa si riferisce la prima musica, scrivete il numero del disegno corrispondente nella prima casella di pagina 179 e così via con gli altri motivi. Se vi sembra difficile, non vi preoccupate, ci sono qui io per aiutarvi. Motivo numero 1. A quale immagine abbinereste questo tema dolce e sereno in tono maggiore? Motivo numero 2. E questo misterioso in tono minore? Motivo numero 3. Questo è allegro e veloce, adatto a una bella festa.
Motivo numero 4. Questo motivo è frenetico e dinamico. Motivo numero 5. E questo non vi fa pensare a qualcuno che soffre? Bene, vediamo se avete indovinato. Il primo motivo andava abbinato al disegno numero 1, il secondo motivo al numero 4, il terzo motivo al numero 2, il quarto motivo al numero 3 e l'ultimo al numero 5. Pagine 180-181. Che tempo fa? Previsioni meteorologiche per le prossime 24 ore a cura del satellite meteorologico lanciato dal mio papà per sapere se domani può andare a fare una gita in montagna. Sì. Ed ecco le informazioni pervenute. A nord sono previste piogge e temporali. Al polo freddo polare. Nel deserto caldo torrido. Le mosche ronzano e le volpi riposano. A sud tempo bello, vento dolce, buono per il windsurf. Dunque, insieme alle informazioni il satellite ha inviato i seguenti messaggi musicali. Chi ci capisce qualcosa è bravo. Cosa ne dice, capo? Come bollettino meteorologico lascia un po' a desiderare, ma può essere un'idea per un bel gioco. E cosa ne dici, Cirillo? Hai detto un gioco? Sì, E allora cosa aspettiamo? si tratta di mettere in ordine i frammenti musicali. Riascoltiamoli e proviamo insieme a capire a quale situazione meteorologica si adattano.
A pagina 181 ci sono delle caselle nelle quali scriverete il numero delle vignette a mano che riconoscerete il motivo musicale che le caratterizza. Frammento numero 1. Frammento numero 2. Frammento numero 3. Frammento numero 4. Hai sentito bene, Cirillo? Secondo me l'ordine è questo. Il primo frammento fa pensare a un temporale. Il secondo è un po' glaciale. Il terzo fa pensare al tempo bello e al windsurf. E il quarto è per le mosche. Quindi i numeri nelle caselle devono essere 2, 1, 4, 3! E bravo, Cirillo, hai meritato un bel premio. È un premio che vogliamo anche noi. E cioè? Una vostra canzone da mandare in onda immediatamente. Pagine 182-183. Le canzoni di Cristina. Gli uccellini della torre. Nella torre c'ho questi uccelli, senza la mamma e senza il papà. Un po' d'amore siamo certi vi aiuterà, tutti felici farà. Cristina, glielo diamo un po' del nostro cuoricino, di questi uccelli è un dolce canto di serenità, in ogni cuore risveglia la verità, porta la felicità. Dolci uccellini, restate con noi, sempre accanto a noi. Splende tutto il cielo per voi, state qui con noi.
Pagine 184-185. Gara di ballo. Ed ecco a voi il sempre nuovo, inossidabile, indeformabile, decapotabile, irrestringibile, irresistibile Jock Jockey Castigamatti, il Jock Jockey che stravolge le classifiche. In questa classifica non vince il primo, non vince chi vende più dischi. Volete sapere chi vince? Allora telefonate immediatamente a questo numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Se riuscirete a prendere la linea, ve lo dirò. Sono il Jock Jockey folle e ho preparato per voi un gioco devastante, un gioco che vi farà vincere fantomatici premi. Perché fantomatici? Perché sono premi falsi, premi che non ci sono. Volete che ve li elenchi? Senti, Castigamatti, noi ti abbiamo solo chiesto di presentare il prossimo gioco, perciò cerca di concludere. Il capo mi richiama all'ordine. Bene, eccovi il gioco del vostro Jock Jockey. Innanzitutto dovete ritagliare le figurine del cartoncino numero 20. Mentre voi ritagliate vi farò ascoltare una bella musica proprio adatta per i giochi. Avete ritagliato? E tu, Cirillo, hai finito? Certo che ho finito! Ma adesso che ho ritagliato, cosa devo fare? Ora ti farò sentire 6 motivi. Quando senti un ballabile, ti ricordi? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Devi incollare nelle caselle in alto una vignetta con una coppia che balla. Quando invece senti un marciabile, cioè un tempo in 2, 1, 2, 1, 2, allora incollerai una vignetta con quelli che marciano. Pronti? Via! Motivo numero 1. Motivo numero 2. Motivo numero 3. Motivo numero 4. Motivo numero 5.
Motivo numero 6. Allora, Cirillino, hai incollato tutte le figurine? No? E invece le ho incollate tutte. E poi io mi chiamo Cirillo, non Cirillino. Ok, Cirillo, allora dimmi qual è la soluzione? Secondo me abbiamo sentito un marciabile, un ballabile, un ballabile, un marciabile e un ballabile. Bravo, Cirillo! E ora scegli tra questi fantomatici premi quello che preferisci. Cirillo! Ehi, Cirillo! Stavo scherzando! Deve essersi offeso. Pagine 186-187. Le canzoni di Gioca e Suona. Ragazzi, oggi abbiamo qui con noi una bella famiglia, popolarissima in radio e TV. Il nonno trombone un po' brontolone. Il babbo fagotto in panciotto e bambù. Mamma trombetta. Figliola diletta di nonna Tuba che russa laggiù. Quattro bambini sax e clarini. Disciplinati e ben educati, non sono carini? Ed ecco, ragazzi, il gran parapiglia che ti combina questa bella e simpatica famiglia. Erano proprio una bella famiglia, popolarissima in radio e TV. Nonno trombone, un po' brontolone, babbo fagotto e panciotto e bambù. Mamma trombetta, figliola diletta di nonna Tuba che russa laggiù.
Pagine 188-189. Le interviste di Cristina. Il fagotto. Avete sentito, ragazzi? Simpatica la famiglia degli strumenti a fiato. Cosa ne dite? Mi ha fatto venire proprio una bella idea. E perché non intervistiamo Babbo Fagotto? Intanto mi incuriosisce molto il suo nome. Se intende dire che mi chiamo così perché sono fatto con un tubo molto lungo, ripiegato più volte, tanto da sembrare un fagotto, se lo levi dalla testa. Non è così. Non si sa, perciò non mettiamo in giro voci incontrollabili. Potrebbe anche essere, però posso dirle che in spagnolo mi chiamo Bajon, in francese Basson, e di conseguenza non capisco perché in italiano devo essere fagotto, visto che non sarebbe male chiamarmi semplicemente Basso. Ma Fagotto è così originale. Originale un corno. Oh, scusa, collega, volevo dire che quando si dice fagotto tutti ridono. Insomma, io avrei preferito Basso, ma non vorrei annoiarvi con queste storie. Ha ragione. E ci dica piuttosto della sua importanza in orchestra. Ha detto proprio bene. Importanza. Molti ignorano quanto siamo importanti noi fagotti e quanto spesso i musicisti ricorrono a noi. A questo punto vorrei proprio sentire bene la sua voce, e così ci sarà più facile riconoscerla. Oh, volentieri, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Preferisce Vivaldi? O Mozart? Oh, certo che i bambini imparano a conoscere la mia voce da un personaggio che... ascolti. E bambini? L'avete riconosciuto? Non vi sembra che sia il nonno di Pierino? Ma sì, quello che ha catturato il lupo. Infatti, a causa della mia voce bassa, sono spesso chiamato a caratterizzare personaggi come il nonno di Pierino. Pagine 190-191. Il teatrino di Gioca e Suona.
Marcia funebre di una marionetta. Ormai anche voi sapete che in teatro può accadere di tutto, proprio come nella vita. Il teatro a volte è lieto e a volte è triste. Questa volta il teatrino di Billy è misterioso. Come vedete oggi c'è un bellissimo teatrino di marionette, ma ahimè lo spettacolo è già finito. No, non è che siamo arrivati in ritardo. Lo spettacolo è finito perché... Ma chiediamolo a... Sì, avete capito benissimo. Volevo proprio dire, chiediamolo ad Alfred Hitchcock, il mago del brivido. So già che qualcuno penserà che Billy oggi è impazzito. Marionette, Hitchcock. Un attimo di pazienza. Ascoltate. Buonasera o buongiorno, decidete voi. Io preferirei buonasera, anzi, se devo essere sincero, preferirei un bel buonanotte. Perché? Perché la notte è complice del mistero. Ma procediamo con ordine. Sono qui per raccontarvi di una morte misteriosa. La morte di una marionetta. Ma non solo per questo. Il nostro compito è di individuare il colpevole. Il colpevole è qui tra noi. Ma non temete, qui con noi c'è anche il noto detective Perry Sniff. La scena è nota, è l'alba. Un corteo funebre avanza lentamente. Sono tutti presenti. Perry osserva con attenzione il volto di ognuno. Ascolta i commenti bisbigliati sottovoce. Poi improvvisamente ha un'intuizione. Questo è il funerale di una marionetta. Ma quale? Come si chiama? Insomma, chi c'è sul carro funebre? Nessuno sa rispondere, nemmeno il signor Gounod, che ha scritto questa marcia funebre per una marionetta. Ma siamo sicuri che ci siano proprio tutti? E Petrushka dov'è? Ah, eccolo lassù sul tetto che fa sberleffi. Che strano, perché non è qui con gli altri? Perry è sorpreso. Com'è possibile? Tutte le marionette sono presenti al funerale, anche Petrushka, eppure questo è il funerale di una marionetta. Ma quale?
Pagina 192. Il teatrino di Willy questa settimana è stato un po' misterioso e ha lasciato tutti noi con una grande curiosità. Ma noi possiamo aiutare Perry a risolvere questo caso. E come? Provate a unire i puntini. Apparirà una figura che potrete colorare a vostro piacere. Nel prossimo teatrino di Willy sapremo chi è questo personaggio misterioso.